Ciao a tutti amici di Matto Scacco, eccoci qui di nuovo per vedere una nuova partita. Anche questa partita, così come un'altra già proposta, è stata giocata pochi giorni fa all'interno del campionato a squadre russo che lo definirei come una miniera d'oro delle partite interessanti dalle quali prendere spunto. La partita è stata giocata tra Usmanov, un giovane maestro internazionale russo, contro la sua avversaria Alexandra Goryachkina, che è anche stata campionessa, se non sbaglio, o mondiale sicuramente, o under 18 o under 20. Quindi abbiamo Usmanov, maestro internazionale da bianco, contro Goryachkina che ha quasi 2600 punti. La partita è iniziata così, quindi una tranquilla apertura francese, dove il bianco decide di giocare questa variante con cavallo C3. Il nero risponde con cavallo F6, dopodiché alfiere G5, qui siamo nel pieno della variante, una variante in cui il nero decide di semplificare un po' tutto, quindi prende al centro cavallo cattura e dopo alfiere 7 si va verso una linea un po' forzata, quindi alfiere per F6. Bisogna cercare, vi dico anche che chiaramente potrebbe sfuggire magari ai neofiti, che chiaramente quando l'alfiere si pone in E7 e permette al cavallo di spostarsi perché non c'è più l'inchiodatura. Quindi a questo punto alfiere per F6, alfiere per F6, siamo nel pieno di una delle posizioni iniziali. Cavallo F3. Vi dico, queste posizioni le conosco abbastanza perché anch'io in altre occasioni l'ho giocate spesso da bianco, o comunque attraverso alcune sequenze di mosse che io gioco tendono sempre a crearsi questo tipo di situazioni. Quali sono gli obiettivi? Il bianco cerca sempre di impostare un gioco sulle case bianche e cerca di impostare questo gioco magari giocando alfiere D3, donne 2, prima o poi ci sarà un tentativo di batteria con donne 4 contro l'arrocco corto del nero. E il nero da parte sua invece cosa vuole fare? Vuole cercare di dar fastidio al pedone centrale, quindi eliminare questo pedone il prima possibile attraverso la spinta del pedone C5, e adesso vediamo se in partita effettivamente il nero sarà riuscito nel suo obiettivo oppure no. B6 è la mossa giocata in partita. Qui vi ricordo che ci sono mosse molto interessanti, tra le quali anche questo scacco in B5 provocando C6 è senz'altro una di queste. Dopodiché l'alfiere potrebbe tornare in C4. È vero che il bianco ha fatto 2 mosse consecutive con l'alfiere, però può essere soddisfatto di aver chiuso la diagonale dove voleva andare l'alfiere avversario, perché chiaramente questo pedone in C6 è lì che stona un po' con la posizione, perché diciamo è un guastafeste. Ok, alfiere D3 è la mossa della partita. Alfiere D3 è mossa interessante. Ovviamente la cattura in D4 non è possibile per via del solito tatticismo in cui poi l'alfiere va in B5, scacco e re, la donna interviene catturando la donna avversaria, la regina avversaria. Quindi su alfiere D3, alfiere B7, e così come dicevo, mentre il bianco vuole impostare il gioco sulle case bianche, il nero si prepara a dar fastidio al pedone D4. In partita è stata giocata H4, chiaramente a rocco corto sarebbe una mossa molto coraggiosa ma probabilmente perdente per via della coordinazione dei pezzi bianchi. Qui il bianco è già pronto ad attaccare in 2 modi. C'è la solita manovra che a me piace molto definire, quindi questa manovra dell'ascensore in cui la torre va in avanti, poi da lì si sposta sulla colonna di fronte all'avversario. Quindi questa torre H3, torre G3 è già l'inizio di un piano molto offensivo per attaccare l'avversario. L'altra idea potrebbe essere questa, quindi il cavallo si sposta in G5 con l'idea di aumentare il controllo su H7, perché attenzione, ci potrebbe anche essere una tattica semplicemente dopo una mossa superficiale del nostro avversario. Dopo C5 del nero un cavallo per H7 è praticamente vincente. In caso di ricattura interviene l'altro cavallo catturando in F6, scacco doppio perché da lontano c'è questo silenzioso alfiere che punta il re avversario, e se il re si sposta non serve catturare o cambiare pezzi, anche se lì staremo meglio perché di fatto c'è un matto in una che vincerà all'istante. Dunque la partita potrebbe proseguire così. L'altra idea ovviamente potrebbe essere l'altro salto di cavallo in G5. Comunque, come detto, la premessa è il bianco gioca con i pezzi bianchi sul lato e sulle case bianche sul lato di re, e quindi non resta altro da fare che cercare una posizione molto più sicura per l'arrocco. Quindi A6 la mossa giocata, re B1 è una mossa tipica di quando arrocchiamo lungo, quindi B5 rallenta l'idea, un'altra idea del bianco, quindi B5
sta temporeggiando per cercare di capire cosa voglia fare il bianco, e nel mentre il nero si prepara a bloccare sulle case centrali, quindi casa C4 e casa D5 tenute sotto controllo dai pedoni ma anche dei pezzi, e tra un po' arriverà anche un cavallo che da B6 le controlla entrambi. Quindi è importante non far C4, non far C4, perché poi il gioco del bianco ovviamente sarebbe ancora più semplice. La partita continua, cavallo E5 sulla scacchiera, eliminiamo questo cavallo e a questo punto arrocco lungo. Il piano resta esattamente quello di sempre, quindi sin dall'inizio il nero vuole cercare di prendere spazio al centro. Effettivamente la cattura in E5 lo ha aiutato in questo, perché è stato in grado di spostare un pedone centrale nella colonna D, ovviamente in un'altra colonna centrale in E5, però questo lo facilita nel tentativo futuro di spingere il pedone C per conquistare spazio. F4 giocato in partita, di fatto c'era un pedone non difeso, quindi F4 lo difende, cavallo B6 si dirige verso la rocca avversaria, e qui vi mostro alcuni sviluppi possibili. H5 giocato in partita, H6 la risposta del nero per evitare che il pedone H possa prendere spazio. Adesso vi propongo una variante che poi non è stata quella giocata in partita, e quindi diciamo che il bianco fa una mossa superficiale del genere. A questo punto il nero avrebbe una mossa molto bella, molto forte, che potrebbe essere questo salto in B4, seguito da un cavallo in E4 che aiuterà il nero a minacciare matto, e tra l'altro minaccio anche un possibile ingresso in C3, quindi questo è un tipico attacco che il nero cerca di condurre. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Donna F2 giocata, a questo punto è il momento di coordinare al meglio i pezzi neri. Qui è stata fatta una mossa molto bella ma anche molto strana, perché solitamente l'alfiere di fianchetto, soprattutto poi quando quell'alfiere sta lì pronto a difendere anche il nostro arrocco, è il pezzo più importante che abbiamo, quindi cambiarlo deve essere ben giustificato. In partita è stato cambiato, a questo punto donna B4 svela un po' l'idea del perché abbiamo dato questo alfiere. La donna guadagna un tempo su questo alfiere bianco che non è difeso da nessuno. Cambio delle torri con scacco, quindi riprendo, l'alfiere bisogna difenderlo. Donna E1 propone il cambio delle donne per cercare di rientrare in un finale dove l'alfiere è tendenzialmente più forte del cavallo. Per quale motivo? Si dice che l'alfiere sia sempre più forte del cavallo qualora ci siano pedoni su entrambi i lati della scacchiera. Quindi tutte le semplificazioni in realtà favoriranno il bianco. Dopo donna E1 c'è una mossa molto bella per il nero, che già fa intuire che c'è qualcosa che è andato storto, perché il nero gioca torre D2 e quasi intuisce che se non giochiamo bene da bianco, ma potrebbe anche darsi che sia tardi, perché adesso arriverà cavallo A4, che era la mossa originale che vi ho proposto prima per costruire un attacco, così come cavallo C4. Quindi adesso bisogna veramente fare attenzione a come proseguire. La donna nera deve andare via, chiaramente non possiamo fare C3 per via del matto immediato in B2, e allora dobbiamo fare A3 per scacciarla. Donna D4 mantiene la difesa e incolonna i pezzi sulla colonna D, e chiaramente nuovamente prepara il salto del cavallo. Quindi come vedete questo cavallo silenziosamente ha fatto la sua partita, perché è andato in D7, B6 e adesso è pronto anche lui per attaccare. Quindi in caso di alfiere D3 la partita si conclude semplicemente con cavallo A4. La minaccia in B2 è veramente forte, a questo punto bisognerebbe giocare qualcosa come donna C1, però la donna aveva un ruolo difensivo, doveva difendere questo pedone, quindi diciamo che il nero sicuramente adesso sta molto meglio. Avrà un vantaggio materiale semplicemente con questa cattura, oppure un altro piano potrebbe essere quello di spingere il pedone C per togliere case all'alfiere bianco. Quindi questa è una posizione dove già si è creato qualcosa. E B3 la mossa del bianco, quindi Usmanov ha preferito evitare che il cavallo nero salti in avanti, e quindi ha giocato B3 per controllarlo. Cavallo D7, e adesso in questa partita, se dovessi dare un titolo, poi ne parlerò con Cristian, direi che è qualcosa come cavallo dell'est, perché è sul lato est della scacchiera. Comunque è un cavallo furioso, perché sono tante mosse di cavallo. Infatti anche adesso dopo cavallo D7 si minaccia il piano vincente, che è cavallo C5 e cavallo per B3.
Dopo cavallo per B3 chiaramente rinterviene il tema di matto coordinando i due pezzi sulla casa B2. Infatti dopo cavallo D7 l'unico tentativo che resta da fare è giocare re C1, perché anche il re è un pezzo come gli altri, quindi anche il re minaccia qualcosa, in questo caso la torre, e cavallo C5. Cosa accade dopo donna per D2? Dopo donna per D2 i giochi finiscono perché donna 1 è matto immediato, quindi il suo cavallo continua a galoppare all'interno della scacchiera e di fatto, dato che la minaccia è il cavallo P3, la torre interviene da lontano difendendo. Però dopo cavallo per E4 il cavallo nuovamente, probabilmente il pezzo più mosso in questa partita, ha galoppato realmente per tutta la scacchiera. E la partita è proseguita così, quindi cavallo per, pedone, pezzo in più, alfiere in più. Dopo C3 la donna si sposta, adesso si minaccia sia l'ingresso in B3, ma di fatto siamo rimasti con un pezzo in più. Quindi a questo punto il bianco ha deciso di arrendersi. Le minacce sono multiple, perché torre A2 potrebbe essere un'idea, con l'idea di torre A1. Donna per B3 coordinata insieme al cavallo potrebbero essere delle idee, anche cavallo C5 ha il suo perché, e ovviamente è sempre molto facile quando abbiamo un pezzo in più, è una buona iniziativa. Rivediamo un po' com'è andata. Quindi Usmanov contro Goryachkina hanno giocato una partitura francese in una linea abbastanza comune, quindi pedone per E4, cavallo per E4 e dopo alfiere 7 qui si va verso un seguito forzato. A questo punto dicevo che tra le tante mosse del nero, tra i piani principali del nero, c'è senz'altro la spinta del pedone C, cosa che non è avvenuta immediatamente. B6 la mossa giocata, alfiere D3, alfiere B7, donna E2 e qui il bianco si prepara a creare un po' di iniziativa sul lato di re. Probabilmente piuttosto che arroccare, che la mossa della partita, a questo punto bisognava forse temporeggiare un po', magari fare una mossa come H4 o forse giocare C3, che è senz'altro una mossa solida, però finché giochiamo mosse che non hanno controindicazioni come arrocco, va bene, la partita ovviamente non è compromessa. Donna E7 arriva H4 e arrocco lungo è possibile, però prima di arroccare lungo il nero ha deciso di migliorare la posizione e il controllo sulle case bianche con A6 B5 per controllare C4 e D5 e dunque la partita prosegue in questo modo. E cavallo 5 la considero un po' prematura, forse bisognava preparare meglio la spinta in C4 o forse cercare di preparare con donna E3 un salto in C5. Ok, cavallo 5 non mi piace molto perché effettivamente dopo il cambio il cavallo nero inizia la sua manovra e come abbiamo visto col senno di poi nessuno lo fermerà. La partita dunque prosegue, alfiere per e al centro abbiamo dato l'alfiere di fianchetto del nero, quindi questo è qualcosa di impegnativo, ma è giustificato perché la donna salta in B4, attacca l'alfiere centrale e dunque abbiamo guadagnato dei tempi. E dopo donna E1 il bianco voleva proporre il cambio dei pezzi per cercare di entrare in un finale che di per sé e da premessa è sempre favorevole al giocatore che ha l'alfiere contro il cavallo, ma torre di 2 purtroppo per il bianco diciamo che non gli dà questa gioia. E A3 sulla scacchiera, donna D4 e adesso il furioso cavallo è pronto a galoppare contro il avversario. B3 impedisce questa manovra, ma il cavallo semplicemente troverà un altro percorso, quindi cavallo D7 e re C1, il cavallo va in C5, la minaccia di matto esiste, quindi questa torre è intoccabile. E dopo torre H3 che difende il punto B3 purtroppo è tardi perché cavallo per E4 donna D5, il bianco ha un pezzo in meno, il bianco qui decide di abbandonare. Spero che questa partita vi sia piaciuta, quindi questa manovra, questo cavallo che saltella all'interno della scacchiera è molto, molto creativa e vi do appuntamento chiaramente ai prossimi video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!